Un consuntivo di questa prima tranche di eventi sicuramente positivo, un cartellone scelto che è un mix tra i gusti di persone mature e di giovani, quindi è questo l'indirizzo che avete scelto emulando un po' le linee guida dell'ultimo Festival di Sanremo. Sì, esatto, abbiamo preso spunto anche da quello, l'idea di trovare una via di mezzo tra il nuovo e il vecchio, se posso. Una via di mezzo che a quanto pare ha funzionato e funziona oggi, perché la musica cresce e si evolve negli anni. E il vecchio rimane, ha la sua importanza, lo vediamo sempre come sia un punto fisso, ma il giovane cresce, il giovane attira, il giovane chiama, lo vediamo col pubblico, lo vediamo nei risultati, nei numeri, abbiamo avuto successo con tutti e siamo contenti di questo. Quindi un mix che sicuramente continuerete a scegliere anche per le prossime edizioni, insomma un cantiere ricco c'è da parte della Fondazione. Sì, è un mix che riproporremo sicuramente, perché, ripeto, il vecchio è quello che funziona, ma il nuovo chiama, il nuovo è appunto il futuro. Puntiamo sui giovani, sulla presenza dei giovani, il desiderio dei giovani, la voglia dei giovani di uscire, di andare a godersi una serata, di vedere uno spettacolo, di divertirsi, di provare queste forti emozioni che solo uno spettacolo può dare. Di non comunicare solo attraverso i social, no? Esatto, di abbandonare momentaneamente il telefono, la parte social e viversi la realtà attiva, la realtà musicale, che è quella che di fatto alimenta le passioni più grandi nell'uomo, nel giovane soprattutto oggi. Ricordiamo gli ultimi appuntamenti proprio destinati a un pubblico particolare. Sì, abbiamo giovedì un grande evento, abbiamo una grande artista come Elisa che porta uno spettacolo in tour rivolto ad un aspetto, una tematica oggi importante, oggi centrale, il green, quindi una lotta che lei propone verso l'ambiente e il rispetto dell'ambiente. E successivamente avremo sabato Irama, un artista, un ragazzo che tra i giovani oggi va in maniera eccezionale, eccellente, ha alti numeri, alto successo, è ascoltato, è cercato, quindi un artista che attira. La settimana prossima, il 9, abbiamo Coez, un altro artista che tra i giovani va molto, che è abbastanza seguito anche questo artista. Abbiamo poi una data di Drusilla, un artista speciale, un artista con la maiuscola direi, un personaggio per molti stravagante ma che ha tanto da raccontare, ha tanto da istruire, da spiegare, un artista speciale. E poi chiudiamo con il botto, due date di Ramazzotti che ha scelto la valle, ha scelto i templi come meta per iniziare un pre-tour che poi andrà in tutto il mondo, quindi una data abbastanza particolare, abbastanza speciale per noi, per lui, per la città, per tutti. Federico, una domanda sul personale, ecco, tu sei cresciuto con due grandi maestri, Enzo ed Amy, ecco, come ti hanno formato e come si è influenzata anche la tua personalità da un punto di vista proprio musicale? Mi hanno formato che sin da piccolo la cultura del lavoro è stata all'ordine del giorno, cioè nulla è dovuto, nulla è dato, te lo guadagni sul campo con il fango, con la polvere, col sudore, quindi di questo devo ringraziarli perché oggi anche un gelato è guadagnato col sudore, quindi ho sicuramente dato e do importanza alle cose. Poi sì, sono due maestri, ora non vorrei esagerare per non alimentare l'ego, però sono due persone abbastanza ferrate, abbastanza inquadrate che spero, mi hanno trasmesso una cultura e un'educazione positiva.